Benvenuti amici della Lega Calcio a 8, al Ciriaci si gioca la 13ª giornata della Serie A2, ad affrontarsi questa sera Strida Roma contro il Cotton Club. Calcio d'angolo per lo Strida, palla dentro, arriva da fuori area, grandissima conclusione di Bardella, poi Maruffi, ripartenza dello Strida, palla a destra per Bastianutti, tiro alto, palla in verticale per Maruffi che si gira, grandissimo gol di Maruffi in una semi rovesciata quasi a beffare il portiere con un pallonetto. 1-0 per lo Strida. Cerca di uscire il Cotton Club, non ci riesce, la palla resta lì per testa, grandissima parata del portiere, poi la palla resta lì per Maruffi che non riesce a concludere, ma arriva il fischio dell'arbitro. Il lancio del portiere del Cotton Club, c'è la sponda aerea, la palla arriva a Lefebvre, grandissimo palo. Calcio di punizione, parte Mari, Scicchitano sul suo palo. Ancora da palla inattiva, ci prova il Cotton Club, va Mastro Pietro, traversa. Rimessa laterale, palla dentro, si cordi da Murino, ancora Scicchitano. Batte veloce il calcio di punizione del Cotton Club, Zamperini con il sinistro, fuori. Cerca di uscire dalla pressione adesso lo Strida, palla dietro, arriva Caracciolo con il destro all'angolino. C'è il 2-0 dello Strida Roma che dopo essersi salvata in più di un'occasione raddoppia. Tiene palla lo Strida, la fa girare ma arriva al triplice fischio finale. Lo Strida Roma si impone per 2-0 contro il Cotton Club ed è tutto dal Ciriaci. A livello tecnico la squadra non ha nulla da invidiare a nessun'altra, anzi riusciamo a uscire palla al piede sotto pressing, che è una cosa che succede a pochissime squadre in questo girone. E sì, ci manca solo un po' di continuità, ora bisognerà trovarla, non è mai facile perché ogni partita fa storia a sé a questi livelli. Diciamo che la nostra intenzione è dominare il girone e invece adesso dobbiamo calarci in un'altra realtà, che è quella che dovremo lottare per il primo posto e basta, non riusciremo sicuramente a dare gli 8 punti di vantaggio alla seconda.